Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG. Subito la cronaca in primo piano. Vi faccio vedere una pagina, una parte della pagina online del Gazzettino e fra poco ci collegheremo con Christian Arboit per parlare di questo. C'è stato purtroppo l'ennesimo infortunio mortale in Veneto e in una provincia, la Marca, falcidiata da questa grave piaga. A Spresiano si apre la sponda del camion, operaio resta schiacciato e muore sul colpo. È successo alla cava Canzian di Spresiano poco dopo le 9:15 di questa mattina. Un 48enne appunto di Arcade che purtroppo è morto, ennesima vittima del lavoro. E fra poco, lo ripeto, ci collegheremo con Christian Arboit per avere tutti i dettagli di questa tragedia. E poi però prima di tutto c'è da tornare sull'inchiesta, per la morte di Bruno Modenese, il 45enne di Pellestrina, morto all'ospedale civile di Venezia. Un'inchiesta per la quale c'erano fino a 24 ore fa 2 indagati infermieri dell'ospedale civile, indagati per omicidio preterintenzionale. Nelle scorse ore è arrivata la notizia di un terzo indagato. Un po' già si era capito, l'avevamo anche detto nei nostri servizi, che l'inchiesta sembrava potesse allargarsi. C'è un terzo medico, un terzo indagato, un medico dell'ospedale civile. Allora, Ilaria Marchiori in collegamento da Venezia. Buongiorno Ilaria, tutti gli aggiornamenti su questa terribile vicenda. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai anticipato c'è appunto un terzo indagato. La procura ha deciso di iscrivere questo medico sessantenne, medico psichiatra, nel registro degli indagati. È stato proprio lui ad accogliere Bruno Modenese quella sera, la sera dello scorso 16 settembre nel reparto di psichiatria, dove tra l'altro aveva deciso di recarsi volontariamente perché negli ultimi giorni aveva troppi pensieri che gli stavano offuscando la mente, gli stavano impedendo di dormire, così ci hanno raccontato i familiari, e dunque volontariamente aveva deciso di recarsi nel reparto di psichiatria. È stato accolto da questo medico, dopo è stato preso in cura appunto anche da altro personale. Nel registro dunque degli indagati attualmente, lo ricordiamo, sono iscritti 2 infermieri e questo medico. La notizia è arrivata ieri sera intorno alle 19, tanto che siamo riusciti anche a dirlo nel corso del nostro telegiornale. Ricordiamo che quando Modenese era stato ricoverato, i genitori per circa 2 giorni non hanno più avuto sue notizie. Gli avevano detto che stava bene, poi così non è stato, perché quando hanno voluto saperne di più, soprattutto il padre, che si sentiva in qualche modo anche in colpa di averlo fatto ricoverare, di avergli consigliato appunto di farsi ricoverare, ha cercato di capire quali fossero le condizioni del figlio, fino a che a un certo punto gli hanno detto che non c'era più nulla da fare, che era morto a causa di un'emorragia cerebrale. Gli hanno trovato il volto pieno di sangue, uno zigomo rotto, il naso rotto. Proprio per questo hanno deciso che volevano vederci chiaro, e l'accusa al momento è quella di omicidio preterintenzionale. Non è un'accusa da poco, perché presuppone questa accusa che sia stata utilizzata consapevolmente la violenza, e dunque probabilmente queste le ipotesi al vaglio finora. Lo saranno fino al giorno dell'autopsia, che si svolgerà il prossimo 5 ottobre e chiarirà tutti i dubbi che ci sono in questo momento, dunque anche anche le cause della morte, quelle che hanno portato a morire Bruno Modenese, e appunto la procura al momento però non esclude appunto che sia stata utilizzata della violenza nei confronti di Modenese, ma potrebbe anche essersi trattato di delle terapie messe in atto. Dunque non solo la violenza per magari cercare di tenere calmo Bruno, che forse si stava agitando anche vedendo che volevano effettuargli un'iniezione perché aveva molta paura degli
degli aghi, ma queste sono solo supposizioni, è bene evidenziarlo, ma anche perché potrebbero avergli somministrato alcuni farmaci che poi si potrebbero essere verificati letali. Tutti questi dubbi li chiarirà l'autopsia che sarà eseguita, ripeto, il prossimo 5 ottobre. Ma sentiamo che cosa ne pensa, sentiamo una dichiarazione di uno degli avvocati della famiglia modenese proprio in seguito all'iscrizione nel registro degli indagati anche di questo medico, e con questo io restituisco anche la linea allo studio. Il fatto che ci sia un terzo indagato in questa vicenda, che è un medico psichiatra dell'ospedale civile di Venezia, sta a significare che la procura veneziana intende eseguire un'indagine a tutto tondo, a 360 gradi, per scoprire la verità e a fini di giustizia, come normalmente dovrebbe essere. I prossimi congiunti del povero Bruno modenese hanno accolto positivamente questa notizia. I loro difensori, e quindi il sottoscritto, unitamente all'avvocato Alberini, all'avvocato De Biasi e all'avvocato Vianello, hanno cercato di spiegare loro che bisognerà comunque attendere i risultati degli accertamenti tecnici non ripetibili in corso, a garanzia di tutti i soggetti che sono coinvolti in questo procedimento, e quindi a garanzia anche degli indagati e dei prossimi congiunti, che potranno nominare propri consulenti in ottemperanza al principio del contraddittorio e in ottemperanza a quel garantismo che per fortuna esiste nel nostro Paese. Dalla vicenda di personale ospedaliero, medici e infermieri indagati per la morte di un paziente, al caso esattamente opposto, cioè di un medico che viene aggredito da un paziente, pestato in questo caso senza un perché. 2 ventenni a processo a Padova. Andranno a processo i 2 ventenni accusati di aver pestato di botte. Il 15 ottobre dello scorso anno il direttore della clinica ginecologica e ostetricia di Padova, il professor Roberto Tozzi. Il medico, 52enne, era stato aggredito per un'incomprensione stradale. Lui era alla guida di un monopattino e stava andando a prendere la figlia. I 2 ragazzi di 24 e 22 anni che andranno a processo invece erano in auto e stavano tornando dopo una festa. Alla rotonda di via Trieste è iniziata l'aggressione da parte di 2 giovani che hanno sbarrato la strada al medico. Il 24enne di origine bosniaca, dopo essere sceso dalla macchina, ha pestato il professore. Ora è accusato di lesioni volontarie aggravate da futili motivi e di omissione di soccorso. Il 22enne, che era accanto a lui, residente a Noventa Padovana, invece è accusato di omissione di soccorso e favoreggiamento. Il medico ha subito frattura allo zigomo e cicatrici permanenti. Ancora la cronaca, restiamo nel Padovano. Esplosa nella notte la colonnina del distributore di benzina lungo la Monselice Mare. È accaduto poco dopo le 3. Ignoti hanno posizionato una carica di esplosivo vicino alla colonnina dove si paga per il self-service al distributore Maior. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di conserve. L'esplosione non ha causato fortunatamente un incendio. Si tratta del secondo assalto nel giro di pochissimi giorni. L'ultimo risale al 25 settembre a Piove di Sacco. In quel caso i malviventi avevano portato via qualche migliaio di euro. Ancora i malviventi in azione, ma in questo caso un malvivente che è stato rintracciato, identificato e bloccato dai carabinieri. Ci spostiamo nella Marca trevigiana. Era un rapinatore seriale di anziane che sceglieva proprio seguendole e vedendo le loro abitudini, le rapinava e le scippava mentre erano in bicicletta, anche con violenza. È stato identificato e appunto bloccato dai carabinieri. Il nostro Cristian Arboita ha sentito chi ha guidato questa indagine. Sentiamo le sue parole. Maggiore nuova operazione a Conegliano. In questo caso parliamo di uno scippatore seriale. Sì, grazie alle nostre attività di indagine dirette dalla Procura di Treviso siamo riusciti a dare esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un giovane cittadino italiano dedito appunto agli scippi nei confronti delle anziane signore.
perché questa era la sua, chiamiamola tra virgolette, specializzazione, scippare le signore più anziane, quindi quelle più vulnerabili. Esattamente, sceglieva con cura le proprie vittime proprio tra le signore anziane che andavano in bicicletta e che, come normalmente fanno tutte le signore, pongono nel cestino davanti la loro borsetta. Una volta selezionate le avvicinava e o le strattonava per prendere la borsetta oppure con destrezza preleva la borsetta appunto dal cestino. Ci sono stati 3 episodi in rapida successione, il 9 settembre, l'11 settembre e il 13 settembre, quindi anche da parte vostra è stata un'operazione molto rapida. Come siete intervenuti? Siamo intervenuti celermente perché al momento stesso in cui ci siamo accorti dell'aumentare della frequenza di questi episodi abbiamo aumentato le pattuglie sul territorio, abbiamo iniziato a monitorare le telecamere del comune di Conegliano e al primo allarme in uno degli ultimi 2 episodi siamo intervenuti nell'immediatezza, individuando ed identificando il responsabile. Quindi poi avete incrociato le testimonianze con le immagini della videosorveglianza. Assolutamente sì, sono state fondamentali le testimonianze delle persone offese dal reato, le telecamere del comune di Conegliano e la conoscenza del territorio e delle persone che frequentano il territorio dei miei carabinieri della stazione di Conegliano. Spesso Conegliano è al centro di episodi di questo tipo, voi state monitorando, le pattuglie sul territorio ci sono state potenziate? Le pattuglie ci sono sempre state, ovviamente qualora dovessero accadere fatti di questo genere tendiamo ad aumentarne la presenza, quello sì, ma sicuramente la città di Conegliano è ben presidiata. Ecco, Maggior Direzze, ultima battuta, un consiglio proprio anche a questi anziani, a queste signore che fanno la spesa, insomma consigli di buon senso. No, fare sempre attenzione e utilizzare appunto il buon senso, magari la borsetta teniamola a tracolla oppure utilizziamo un portafoglio messo dentro le tasche dei vestiti, che è la cosa più sicura in questo momento. Così dunque l'operazione dei Carabinieri che ha consentito di arrestare lo scippatore seriale delle anziane a Conegliano. Il nostro Cristian Arboit ha realizzato l'intervista e subito dopo si è recato a Spresiano, dove si trova tuttora, lo vedo in collegamento, l'abbiamo detto in apertura di questo Focus TG, l'ennesima tragedia sul lavoro. Cosa è successo, Cristian? Buongiorno. Sì, buongiorno a te Nicola, ai telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Renato Capoia che sta curando la parte tecnica. Dici bene, l'ennesima tragedia sul posto di lavoro, soprattutto nella Marca Trevigiana che sta registrando numeri da record. I fatti di questa mattina alle 9:30, un uomo 48 anni di Arcade, originario di Vittorio Veneto, camionista, stava effettuando della manutenzione sul proprio camion all'interno di questa cava. Siamo alla cava Canzian in strada delle Fornaci a Spresiano. Manutenzione a quanto pare ordinaria quando lo sportellone posteriore di fatto del mezzo di questo camion lo ha travolto, di fatto uccidendolo. Inutili sono stati i soccorsi, inutile anche l'arrivo dell'elicottero del SUEM 118 dal Cafoncello. Per l'uomo non c'era più nulla da fare. Parliamo di un padre di famiglia che lascia una moglie e 2 figli, come ci ha confermato poco fa anche un collega di lavoro che lo conosce, ma per il momento non se la sente di parlare. Dovrebbero parlare a breve forse i titolari, ecco vedi adesso stanno uscendo anche i carabinieri perché chiaramente le indagini sono in corso, i carabinieri che sono supportati anche dallo Spisal trattandosi di incidente sul lavoro, l'ennesimo incidente sul lavoro nella Marca Trevigiana. Soltanto 2 settimane fa, ti ricordo Nicola, avevamo raccontato quanto successo a San Polo di Piave, a Cadiraio, alla cantina Cadiraio, con quell'uomo di 46 anni morto nell'autoclave, di cui si sono celebrati tra l'altro i funerali questa settimana. Troppi gli incidenti sul lavoro. Intanto vi documentiamo in diretta con Renato Capoia quello che sta accadendo. Ecco, quello è il collega di lavoro che non se la sente per il momento di parlare, che sta in qualche modo dirigendo il traffico. Sono arrivate altre
persone in questo frangente, ma qui con me li saluto e li ringrazio. Ci sono Gabriele Zanella, rappresentante di Unione Popolare, ma qui nelle vesti di referente dell'associazione per Mattia Battistetti, associazione che si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro, e Stefano Mandelli che è segretario della Rifondazione Comunista. Quando hanno saputo quello che è accaduto questa mattina si sono precipitati qua sul posto. Perché Zanella? Innanzitutto a nome della famiglia Battistetti e dell'associazione in memoria Solo un attimo, scusi Zanella, documentiamo in diretta perché appunto la cronaca viene chiaramente prima e purtroppo queste sono immagini che si stanno ripetendo troppo nella Marca Trevigiana. Questo è il carro funebre che sta portando fuori la salma di questo 48enne. I servizi funebri quindi se ne stanno andando ora, stanno percorrendo strada delle Fornaci. Questo cosa significa, Nicola? Significa che la scena di questo ennesimo incidente sul lavoro è stata cristallizzata, quindi Spisal e Carabinieri hanno ritenuto che la scena, che la dinamica sia tutto sommato chiara. Ciò non toglie che siamo di fronte all'ennesima tragedia. Zanella, dicevamo. Allora, innanzitutto a nome della famiglia e dell'associazione in memoria di Mattia Battistetti le più sentite condoglianze, la totale vicinanza a questa famiglia che oggi perde un proprio caro, il proprio marito, il proprio padre sul luogo di lavoro. Siamo di fronte ad una strage che non è più tollerabile. Noi continuiamo a rivendicare giustizia, continuiamo a rivendicare gli adeguati controlli, le sanzioni, i deterrenti, le pene, tutto quello che è necessario. È necessaria un'intransigenza, un rigore, una volontà da parte delle istituzioni che finora noi non abbiamo visto, perché questa strage continua a livelli esorbitanti. Dobbiamo veramente fare tutto il possibile. Nel nostro caso stiamo provando a chiedere giustizia a Mattia giorno per giorno, processo dopo processo, e a chiedere giustizia anche per tutti questi morti sui luoghi di lavoro. Una battaglia diventata fermare la strage. Dobbiamo fermare la strage, è una battaglia che la famiglia e l'associazione stanno generalizzando giustamente, perché poi siamo, ripeto, di fronte ad un omicidio continuo. Da qui la sua presenza. Tra l'altro la Rifondazione Comunista con Mandelli chiede da tempo l'introduzione nell'ordinamento della fattispecie di omicidio sul lavoro. Sì, siamo corsi qua stamattina perché crediamo che sia essenziale una presenza e anche una sensibilizzazione popolare. Per questo stiamo raccogliendo le firme per un disegno di legge di iniziativa popolare per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, lesioni gravi e gravissime. Le pene devono essere un deterrente e deve esserci una sensibilità popolare capace di fermare questa strage. Allora, grazie Mandelli, grazie Zanella per questo vostro messaggio, e poi ovviamente ogni storia a sé, e questa storia, l'ennesima, la stiamo raccontando. Io non vorrei tornare a disturbarla ancora una volta, preferisce, Ecco, ma chi è arrivato, può dirci, lei è un collega, chi è arrivato al momento qui sul posto? Ci sono i titolari? Non mi dice nulla. Come puoi capire, Nicola, il momento è delicato, non voglio mettere in difficoltà certo la gente che lavora, però per l'appunto, ritornando sui dati, ti do solo un dato. Rispetto all'anno scorso, rispetto al 2022, nella Marca Trevigiana c'è stato un raddoppio delle morti sul lavoro, tanti anche gli infortuni, uno stillicidio, una strage, chiamiamola come vogliamo, il problema resta nella sua drammaticità. Allora, se avrò aggiornamenti con Renato Capoia ti richiederò la linea. Stiamo ovviamente contattando anche il sindaco di Arcade, Domenico Presti, per capire insomma se la notizia ha raggiunto la comunità. Per il momento è tutto, è davvero tutto. Nicola, a te la linea. Grazie davvero a Cristian Alboiti e a Renato Capoia. Davvero purtroppo è una strage che non si ferma. L'altra strage che non si ferma in tutto il Veneto è quella degli incidenti stradali. C'è stato un incidente grave a Costa Bissara questa mattina poco dopo l'alba. Siamo nel Vicentino.
Costa Bissara, un pauroso incidente tra due auto questa mattina poco prima delle 5. Il bilancio è di un solo ferito, ma poteva essere più grave vista la dinamica del sinistro. È accaduto lungo il rettilineo della nuova tangenziale, la SP46, che si collega a Vicenza. Una Subaru Forester e una Volkswagen Tiguan si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti per i rilievi. 3 le persone a bordo delle vetture che dopo lo scontro sono carambolate sull'asfalto. La Subaru è finita capovolta e il suo conducente è stato portato al pronto soccorso dal personale sanitario del SUEM prontamente intervenuto. Sul posto anche i vigili del fuoco per rimuovere i mezzi e mettere in sicurezza la strada, che è stata chiusa fino alle 7 per permettere i soccorsi coadiuvati anche da alcune volanti della Polizia di Stato. Sicurezza della strada significa anche creare nuove opere di viabilità proprio per garantire la sicurezza degli automobilisti e ne parliamo adesso a San Zenone degli Ezzelini con Vanessa Banzato, ma questa è anche una storia, la storia di una opera che nasce da una vittoria che c'è stata sulla regione del Veneto e che abbiamo anche raccontato più volte. Vanessa, buongiorno, ti vedo col sindaco. Buongiorno Vanessa. Sì, buongiorno Nicola e tutte le persone che ci stanno seguendo. Dici bene, è un momento importante per il comune di San Zenone, non soltanto per appunto questa nuova opera che partirà a breve, ma per tutto quello che c'è stato dietro, questa grande vittoria da parte del comune di San Zenone che l'ha spuntata alla grande sulla regione del Veneto. Sindaco, con me il sindaco Fabio Marin di San Zenone degli Ezzelini. Sindaco, ripercorriamo in brevissimo tutto questo excursus che ha portato a questa vittoria e quindi poi all'apertura del cantiere. Sì, questo appunto è un momento storico perché da molti anni, dal 2007 si è partiti con la progettazione e con le battaglie anche, bisogna dire, perché si è cominciato proprio con un ricorso al TAR che poi dal comune è stato ritirato in cambio di opere compensative per quanto riguarda la superstrada pedemontana veneta. Accordo fatto quindi nel 2011, nel momento in cui è stato appunto approvato in giunta Zaia nel 2012 e da lì è iniziato l'iter procedurale di quella che doveva essere la realizzazione di quest'opera, che però purtroppo si è interrotto. Si è interrotto nonostante i continui solleciti da parte del nostro comune, fino a quando si è arrivati alle battaglie legali, perché così abbiamo dovuto fare. E quindi abbiamo ricorso al TAR, prima con una diffida, poi abbiamo ricorso al TAR per vedere appunto realizzata la nostra opera e convocare la conferenza di servizi per la valutazione proprio progettuale di tutto l'iter progettuale. Al TAR abbiamo vinto, la Regione ha ricorso poi in Consiglio di Stato, ma anche in Consiglio di Stato abbiamo vinto e da lì quindi il via libera per iniziare proprio tutto l'iter procedurale. Tra l'altro la Regione ha anche già convocato la conferenza di servizi come imposto sia dal TAR che dal Consiglio di Stato, conferenza di servizi che abbiamo anche già chiuso con l'approvazione di quelle che sono le linee programmatiche appunto per la realizzazione di quest'opera e tra l'altro il 5 di ottobre adesso avrò anche l'incontro con la vicepresidente De Berti proprio per parlare e programmare come bisogna fare tra enti con il dialogo la realizzazione di tutta l'opera. Oggi siamo qui per il primo stralcio. Questo primo stralcio riguarderà la parte est dell'arteria, proprio partendo dal centro di San Zenone. Sì, riguarda la parte un po' più critica perché è proprio l'incrocio dove c'è maggior flusso di traffico e quindi inizieremo con la realizzazione di questa rotatoria grazie a un contributo regionale di 490.000 euro, a una parte che metterà il comune e anche alla collaborazione di Alto Trevigiano Servizi che ne approfitterà appunto per rifare tutta la linea dei sottoservizi e quindi è un'importante collaborazione che sta avvenendo con gli enti e tra enti come deve sempre avvenire e spero continuerà anche in futuro per tutta la realizzazione dell'opera che, ricordiamolo, prevede insomma proprio si stravolge quello che è il centro di San Zenone da davanti alla chiesa fino in fondo a via Marconi, per cui è un'opera fondamentale che da tanti anni si attendeva, da tantissimi anni e finalmente oggi con tanta emozione, non lo nascondo, siamo partiti. Poi ecco, è stato sottolineato il lavoro di squadra fondamentale e lei ha voluto accanto a sé anche i due sindaci che l'hanno preceduta, Speranza Marostica e Luigi Mazzaro. Sì, è stato fondamentale avere loro perché bisogna riconoscere chi è partito, bisogna riconoscere chi si è dato da fare per quest'opera. Logico, loro non hanno potuto vedere l'inizio da sindaco, però insomma ho riconosciuto il loro ruolo e quello che hanno fatto sapendo cosa vuol dire essere sindaco e sapendo cosa hanno passato in questi anni e anche sopportato purtroppo per appunto
appunto per riuscire ad avviare quest'opera. Loro hanno continuato quello che era l'iter, noi l'abbiamo portato a termine e adesso è davvero grande questo momento e sono davvero onorato di essere il sindaco di questo paese che vedrà di avere un nuovo volto per il suo centro. Tra l'altro, ecco, coraggio anche perché, tornando al discorso iniziale, ovvero di questa vittoria sulla regione, non è così scontato che un comune piccolo, perché obiettivamente San Zenone non è un comune così grande, però abbia voluto andare fino in fondo e portare avanti questa battaglia fino in fondo. Esatto, non è scontato perché tanti dubitavano che avremmo potuto vincere, però magari molti ci speravano. Logicamente io e la mia squadra ci speravamo fin dall'inizio, ma l'abbiamo fatto perché questa comunità, la comunità di San Zenone, aveva il diritto di veder riconosciuto un'opera e delle opere fondamentali che sono appunto compensative riguardo al fatto che la Pedemontana Veneta è passata per il territorio di Carainati e di San Zenone e non più dove doveva passare appunto al tempo. Quindi questa è un'opera compensativa che il nostro territorio ha bisogno e il nostro territorio ha diritto ad avere. Bene, allora Nicola, io saluterei il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin, e a te ricedo la linea. Grazie davvero a Vanessa Manzato e al sindaco, quello che si dice una vittoria di Davide contro Golia, no? Il sindaco del piccolo comune che riesce a battere la regione e riesce a realizzare una rotatoria e quindi restiamo in tema di sicurezza stradale e purtroppo, lo dicevamo prima, anche introducendo Vanessa, il tema, la piaga delle vittime sulla strada. In questo caso vittime di una strada che non si trova in Veneto, ma è la A13 a Ferrara. Saranno celebrati martedì prossimo nel santuario della Beata Vergine della Salute di Monte Ortone i funerali di Maria Grazia Forgetta e della figlioletta Gioia, la mamma di 39 e la bimba di appena 5 anni, lo ricorderete, morte nel terribile incidente di mercoledì sull'autostrada 13 tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud. Lunedì sera la recita del Rosario, il papà e marito Michele Petriccione, come sappiamo, unico superstite della tragedia, ha deciso di organizzare i funerali a Monte Ortone, nella parrocchia dove la figlia fino allo scorso giugno aveva frequentato la scuola materna. E poi c'è un'altra tragedia che ha sconvolto in questo caso la Marca, un'altra tragedia della strada, l'abbiamo raccontata anche ieri, un 22enne la cui vita era appesa a un filo da domenica scorsa e che purtroppo è morto ieri. Era successo l'incidente sulla Treviso Mare. La speranza alla fine si è spenta. Dopo 5 giorni di agonia è morto il giovane di appena 22 anni di Silea, ferito domenica sera nell'ennesimo drammatico incidente lungo la Treviso Mare tra Roncade e Meolo. Giovanni Marino, questo è il nome del ragazzo, era in sella alla sua Yamaha quando è avvenuto lo schianto che ha coinvolto, oltre alla moto, anche 2 auto, una delle quali al termine della carambola è finita fuori strada nel fossato. Le condizioni del giovanissimo Centauro erano apparse subito gravissime. Trasportato all'ospedale Cafoncello, è rimasto ricoverato in terapia intensiva in bilico tra la vita e la morte. Traumi multipli sul corpo, ma soprattutto i danni riportati a livello neurologico gli sono stati fatali. Alla fine Giovanni si è spento in un estremo atto di generosità. La famiglia ha consentito all'espianto degli organi. La procura dovrà ora aprire un fascicolo per omicidio stradale. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Rimane lo strazio di Davide e Maria Grazia, i genitori di Giovanni, già studente al Max Planck di Lancenigo, iscritto a scienze infermieristiche col fortissimo desiderio di intraprendere la facoltà di medicina. Era appena riuscito a passare il test d'ingresso. La mamma, d'altro canto, è caposala all'ospedale di Oderzo. Il 22enne, attivo in parrocchia, dove era anche animatore, lascia un fratello e una sorella, entrambi più piccoli, e un'intera comunità, quella di Silea, attonita. Commossa la sindaca Rossella Cendron, che conosce bene la famiglia. È una tragedia immensa quella che vive oggi la comunità di Silea, così vicina in questi giorni alla famiglia di Giovanni. Davvero è come se fosse il figlio di tutti noi. Se ne va in un modo doloroso, ma con una grandissima dignità, perché oggi Giovanni ha scelto di donare i suoi organi. Spero che la vicinanza e l'affetto che in questi giorni la comunità di Silea ha mostrato verso la famiglia di Giovanni e verso Giovanni stesso aiuti almeno a portare insieme il dolore che necessariamente viviamo.
Cambiamo argomento, torneremo fra poco alla cronaca, parliamo di alluvioni e sicurezza idrogeologica, un tema purtroppo sempre attuale. A Padova questa mattina ha aperto il convegno dell'Osservatorio dei cittadini sulle piene, alla presenza anche del Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Ci racconta in diretta tutto, la vedo collegata Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno. Il cambiamento climatico ma anche il territorio fragile a rischio alluvioni che purtroppo la cronaca ci racconta non risparmia davvero nessuna regione. Il Veneto e la provincia di Padova ben lo ricordano con gli effetti dell'alluvione del 2010 e da qui insomma si è partito questa mattina all'apertura di questo osservatorio dei cittadini sulle piene, un evento che ha la duplice funzione, quella di informare i cittadini attraverso nuove tecnologie per renderli più partecipi nella segnalazione ma anche nella fruizione delle informazioni che riguardano il rischio alluvioni, eventi alluvionali nel territorio del Veneto, del Brenta Bacchiglione, ma anche dare strumenti alle autorità per informare, arrivare prima ai cittadini e cercare di prevenire le alluvioni, anche se prevenire, ha detto il ministro Musumeci in un'amara riflessione, spesso è difficile da fare qui in Italia. Serve anche un cambio di pensiero per poter mettere in sicurezza tutti i territori. Il ministro Musumeci ha anche ricordato la tragedia del Vajont. Sentiamo le sue parole insieme anche all'assessore regionale Giampaolo Bottaccin e al sindaco di Padova Sergio Giordani, che hanno aperto i lavori questa mattina al Centro Culturale San Gaetano di Padova. Sentiamo le loro parole e io restituisco la linea allo studio. Il rischio zero non esiste, come si sa, ma in ogni caso nel passato c'era la possibilità di predisporre una previsione del rischio che ci consentiva una organizzazione più razionale. Oggi la prevenzione non esiste, lo dico con grande senso di responsabilità, siamo un popolo, noi italiani, assolutamente refrattario rispetto alla prevenzione. Ci piace più ricostruire che costruire, ci piace più intervenire dopo il danno che mitigarne gli effetti intervenendo prima. Serve un nuovo piano nazionale per mitigare il rischio alluvioni, ma se il piano non è accompagnato da una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini, ogni sforzo che arriva dal centro rischia di apparire vano, inutile, superfluo. Ma guardi, oggi parliamo di uno strumento innovativo che è l'Osservatorio dei cittadini, che è uno strumento da un lato inclusivo perché coinvolge anche il cittadino, è uno strumento che viene messo a disposizione aggiuntivamente alle autorità di protezione civile, il sindaco che è autorità locale e il presidente di regione. Quindi è uno strumento assolutamente innovativo che fa parte della prevenzione non strutturale. La protezione civile si occupa di previsione, prevenzione, di gestione dell'emergenza e post-emergenza. Per quanto riguarda la prevenzione strutturale, la Regione è in campo anche su questo fronte, basti pensare che abbiamo attuato un piano già da parecchi anni che prevede 3,2 miliardi di euro di opere, di questi ne abbiamo già realizzati più della metà e tra di essi ci sono consolidamenti arginali, briglie, insomma tutta una serie di opere, fra cui anche 24 bacini di laminazione. Ricordo che 9 bacini di laminazione, alcuni già realizzati, alcuni in corso di realizzazione, riguardano anche la città di Padova. Giornata importante perché protezione civile, vigili del fuoco sono attrezzati e sanno cosa devono fare. È importante che capisca anche la gente, la popolazione, cosa deve fare in caso di emergenza. Stiamo facendo un piano molto importante con il bacino Alpi orientali, proprio perché siano consapevoli che quando c'è un sottopasso allagato, un torrente in piena, non è bello farsi i selfie e farlo girare in rete, questo è importante stare attenti. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo la cronaca. Di nuovo in diretta con Focus TG, torniamo a parlare di cronaca, di furti e incessanti azioni dei ladri un po' in tutte le province. Qui siamo nel Vicentino dove
come spesso accade nei diversi territori della nostra regione, i cittadini arrivano a organizzarsi nei controlli di vicinato per contrastare i furti. Siamo a Monte di Malo. Il controllo di vicinato è un sistema assolutamente importante nell'ambito del concetto più ampio di sicurezza partecipata. È giusto, anzi è necessario che i cittadini diano il proprio contributo per far sì che chi deve garantire la sicurezza, quindi le forze di polizia, possano farlo nel migliore dei modi e nel modo più tempestivo possibile. Una segnalazione da parte dei cittadini molto spesso ha impedito la commissione di reati e in taluni casi ha impedito che episodi magari violenti potessero degenerare in tragedie. Anche il questore di Vicenza applaude alla proposta del sindaco di Monte di Malo di coinvolgere gli stessi cittadini per contrastare l'ondata di furti che ha interessato il suo comune negli ultimi mesi. Circa 150 persone hanno già dato conferma ad aderire ai gruppi WhatsApp per monitorare le presenze sospette in paese e allertare le forze dell'ordine. Il dispositivo di controllo speciale, con un ampio spiegamento di pattuglie, continua a presidiare e monitorare il territorio. Una frequenza inusuale che inquieta qualcuno, ma che rassicura soprattutto chi vive nelle frazioni più isolate. È una cosa abbastanza anormale per queste zone vedere spiegamento di forze dell'ordine di questo tipo, finanza, polizia e anche le polizie locali. Guardi, non lo so, mi sembra un po' eccessivo il tutto, poi a quest'ora non credo che... Continuano a girare perché stanno qua, vedo che girano, ma devono girare in borghese secondo me. Sì, è un segnale, certamente. Cosa dovrebbero fare secondo lei? Le forze dell'ordine? Sì. Chiaramente non possono essere qua 24 ore su 24, però sicuramente contare sull'aiuto di tutti i cittadini e di noi e aiutarci a vicenda segnalando macchine sospette e quant'altro. Insomma, c'è una collaborazione tra le forze dell'ordine e la cittadinanza. Dopo il brutto è che si ricciapa, non so che fa chissà cosa. Prima avevamo poco bisogno obiettivamente delle forze dell'ordine e quando ne abbiamo avuto bisogno abbiamo visto che sostanzialmente gli sforzi si sono moltiplicati e questo appunto ci dà fiducia appunto in quelle che sono le forze messe in campo dallo Stato. Continuerà poi questa pressione nei prossimi giorni, sul prossimo periodo è prevista ancora, no? Sì, è prevista praticamente questa presenza, fin tanto che non riusciremo praticamente ad individuare questi soggetti, mi auguro che vengano individuati il prima possibile. Ci sono tante purtroppo tipologie di furti, tra quelli che destano maggiore indignazione ci sono i furti nei cimiteri, sempre più frequenti. Nella Marca è accaduto anche sulla tomba del 23enne Mattia Battistetti, il giovane morto 2 anni fa in un cantiere a Montebelluna, l'abbiamo ricordato peraltro l'associazione in memoria di Mattia Battistetti nel collegamento con Christian Arboit parlando dell'ennesimo morto sul lavoro. Ebbene, sono stati rubati dei fiori sulla tomba di Mattia Battistetti, la responsabile è stata rintracciata e denunciata. Pupazzi, angioletti, fiori, piante in vaso, tra gli episodi di furto quelli nei cimiteri sono senza dubbio tra i più spregevoli, un fenomeno che non risparmia nessun contesto, dai capoluoghi ai piccoli centri e di cui è rimasta vittima anche la famiglia di Mattia Battistetti, il 23enne di Montebelluna morto sul lavoro nell'aprile del 2021. Purtroppo sì, è successo sabato 23 settembre in occasione del compleanno di Mattia. I nonni avevano regalato una pianta di orchidea e era stata posizionata nella cappella gentilizia dove purtroppo giace Mattia. Una signora ben nota del centro di Montebelluna, e sottolineo ben nota del centro di Montebelluna, ieri ha pensato bene di rubare la pianta e di portarsela a casa. Si tratta di una 71enne, di quella che Monica definisce la Montebelluna bene, che non l'ha però fatta franca. Io quando sono venuta a sapere siamo riusciti a riconoscere questa persona grazie ad una signora veramente un angelo che me l'ha descritta. Abbiamo esposto denuncia e adesso vedremo come procede. Non è il valore di per sé della pianta, perché non è il valore economico della pianta, bensì il gesto ignobile che questa signora ha fatto. Grazie alla descrizione di una testimone che ha visto la donna uscire candidamente dalla cappella con l'orchidea in mano, la 71enne è stata dunque rintracciata dai militari dell'Arma di Montebelluna. In caserma si è trovata faccia a faccia con i Battistetti. Il mio istinto sarebbe stato, come posso dire, un po' aggressivo.
L'unica cosa, lei sorridendo mi ha detto mi scuso. E così l'orchidea è stata riconsegnata direttamente in caserma e da lì riportata in cimitero. Un episodio che ha acuito nuovamente il dolore dei Battistetti, che si preparano il 12 ottobre a tornare in aula a chiedere giustizia per il figlio. E chiunque avrà piacere potrà, anzi chiediamo che sia al nostro fianco. Ci troveremo come ogni udienza un po' prima, verso le 8:30 davanti al tribunale, per fare un sit-in tutti insieme. Cambiamo decisamente argomento, dai drammi insomma al sorriso, alla rievocazione. Il nostro Lucio Zanato impavido a Cima Grappa insieme ad altri impavidi. Perché, Lucio? Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Diretta Veneta. Io sono qui per due cose. La prima naturalmente per raccontarvi l'esperienza di pellegrinaggio, ma anche fisica, possiamo dire, della salita da Campocroce fino a Cima Grappa di oltre 47 persone sulle orme di Giuseppe Sarto, in questo caso patriarca di Venezia, poi naturalmente meglio conosciuto come Pio X, ma anche perché, e questo lo dico in termini tecnici, perché è la prima volta che riusciamo a collegarci in diretta da Cima Grappa, segno che la copertura telefonica ha raggiunto anche Cima Grappa e anche di buon livello, e quindi questa è un'altra notizia importante per tutti quelli che vivono la montagna, per tutti quelli che chiedevano che Cima Grappa venisse coperta dal servizio telefonico. Detto questo, siamo con il sindaco Matteo Guidolin. Sindaco, la valenza storica, perché avete deciso di fare anche questa cosa nell'ambito delle celebrazioni per il ritorno di Pio X a casa sua? Questo pellegrinaggio ricorda la salita al Grappa del patriarca Sarto il 4 agosto del 1901, quando venne a benedire il sacello della Madonna, ed è ricordata perché lo fece a dorso di mula, una mula bianca, quindi è diventata una sua immagine iconica, e quella sella ancora è uno degli oggetti più curiosi del nostro piccolo museo dietro alla casa natale, che vi invito a venire a vedere, visto che l'abbiamo appena rinnovata. Ecco, però l'idea di creare questo pellegrinaggio, questo ricordo, salire, faticare, partire stamattina alle 7, perché ricordiamo siete partiti alle 7, poi Campocroce e poi avete fatto una serie di soste, quasi una specie di piccolo, potremmo definire, di piccolo vero e proprio pellegrinaggio. È stato proprio un piccolo pellegrinaggio, quindi stiamo temprando lo spirito ma anche un po' il corpo. Oggi manca una settimana esatta all'arrivo del corpo di Papa Pio X a Riese, quindi oggi siamo venuti ad elevarci di spirito e anche di forma fisica, diciamo così, e siamo stati accompagnati dal nostro Don Daniele, quindi è stato proprio un momento anche non solo tra virgolette escursionistico, ma anche di devozione. Don Daniele, la prima è una battuta: è stato più un pellegrinaggio o una via crucis? No, è stato un pellegrinaggio piacevole. Una fatica, voglio dire. Ho capito. È stata un'escursione piacevole. Salendo al monte abbiamo elevato anche i nostri spiriti, abbiamo affidato le famiglie, e anche l'esperienza della settimana del corpo di Pio X a Riese per noi diventa davvero un'occasione per rinnovare la nostra fede e la nostra adesione a Dio. Nell'attesa poi appunto di questa settimana davvero particolare che affronterete proprio in tema proprio di fede e religiosità alle Cendrole. Sì, certo, tanti saranno gli appuntamenti, tanto saranno le persone che arriveranno alle Cendrole per vivere questo momento di fede, di devozione, ma anche di rinnovamento spirituale. Ecco, tornando invece al percorso, andiamo con il presidente del CAI di Castelfranco. Senta, si aspettava questa adesione di questi temerari? Avevo un po' di timore sinceramente, perché io sono abituato a condurre le gite della nostra sezione del CAI, quindi con tutti i personaggi conosciuti, e quindi qui era un po'... Anche preparati magari, allenati. Allenati, e la cosa era un po' l'ignoto, e quindi avevo un po' di preoccupazione. Però quanti sono? Sono 42 e si sono aggregati in questo periodo, in quest'ultima settimana, e comunque sono stato positivamente sorpreso, perché comunque con le giuste tappe e con la giusta andatura siamo riusciti tranquillamente a raggiungere la Cima Grappa. La battuta, so che lei si è messo degli scarponi in macchina perché aveva paura che arrivasse sempre quello con le ciabattine. In montagna, va ricordato, non si va mai con le ciabattine. Allora sì, in montagna va frequentata, diciamo, con preparazione. Un po' l'esperienza degli scarponi deriva dal fatto che per tanti anni abbiamo condotto anche ragazzi delle scuole, e spesso avevamo ragazzi che si staccavano le suole ai primi 10 metri, e quindi
per abitudine io mi porto sempre via un po' di riserva. Però qui non è servito perché erano tutti preparati. No. Senta, giudizio critico con questi temerari non allenati si può fare anche se uno, come dire, non va abitualmente in montagna? Sì, direi assolutamente di sì. Per quel tipo di sentiero che abbiamo fatto dalla partenza, che abbiamo fatto da Campo Croce a Cima Grappa, direi che è facilmente percorribile. Quindi sentiero 100? Sentiero 100. Sentiero 100 da Maga a Campo Croce in più. Vorrei approfittare, vista l'occasione, di ricordare che questa iniziativa è all'interno di un gemellaggio fatto con l'amministrazione di Riese, perché loro festeggiano i 120 anni della proclamazione del Papa sostanzialmente, e noi festeggiamo l'anno prossimo il centenario della nostra fondazione, quindi 100 anni della nostra fondazione, e quindi queste iniziative sono state fatte proprio in gemellaggio con la volontà magari di poter proseguire anche l'anno prossimo. Quindi il prossimo anno si ripete? Beh, se il CAI vorrà e il tempo lo permetterà, sicuramente per me è stata una bellissima esperienza e che racconteremo e promuoveremo in futuro. In discesa. Però per ultimo volevo sentire Pietro, perché Pietro, se riusciamo a vederlo, è il più piccolo escursionista. Com'è andata, Pietro? Bene. Bene, hai fatto fatica? Un po'. Va bene, Nicola, da Cima Grappa con un tempo stupendo e un orizzonte meraviglioso, direi è tutto e ti restituisco la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato. Allora, Cima Grappa è anche luogo di ricordo, ovviamente, di memoria della Grande Guerra. A proposito di Grande Guerra, c'è l'indipendentista e venetista Michele Favero, che è stato condannato a risarcire gli eredi del generale Cadorna. L'abbiamo raccontato anche diverse volte, gli attacchi sui social alla figura di Cadorna. Sentiamolo. Insulti sui social contro Luigi Cadorna, il generale è passato alla storia per la sanguinosa disfatta di Caporetto nel 1917 durante la Prima Guerra Mondiale. Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta, è stato condannato a risarcire il nipote. Il venetista si era opposto in appello alla condanna del Tribunale di Padova emessa nell'agosto del 2022 che gli imponeva un risarcimento di 10.000 euro a Carlo Cadorna. La Corte d'Appello di Venezia però ha rigettato la sua richiesta, affermando che la critica storica nulla ha a che vedere con il dileggio che nella fattispecie era avvenuto utilizzando epiteti di animali o di figure criminali. Purtroppo è stato rigettato, dico che sono rimasto esterrefatto perché non ho altri termini per descrivere questa cosa qui. Tenete conto che per quanto riguarda invece l'aspetto penale io sono stato assolto sia dai giudici di Padova che da quelli della Corte d'Appello di Venezia. Allora non si capisce perché per lo stesso capo di imputazione debba essere dichiarato colpevole di questo. Il nipote di Cadorna aveva deciso di denunciare Favero in sede civile per diffamazione aggravata continuata. Oltre al pagamento di 10.000 euro, Favero è stato condannato anche a cancellare il post con le offese. Vado avanti, non mi piego e rimango convinto di quello che ho detto, perché io penso sempre a quelle mamme di quasi bambini, perché a 17 anni non si è ancora uomini, che sono stati portati via da casa e sono stati uccisi con la decimazione, cioè con l'estrazione a sorte di un soldato ogni 10 in caso di insubordinazione. Oppure, signora, suo figlio è stato estratto a sorte per volere di Dio, no? Come dicevano gli ufficiali su ordine di Cadorna. È stato estratto a sorte, pertanto lo abbiamo ammazzato e poi l'abbiamo gettato in un dirupo, come è avvenuto ad esempio per Asiago, nella brigata Catanzaro, dove è diventato poi questa fossa, diciamo, di ragazzi di 17 anni, è diventata anche una discarica. Ecco, ma che terminologie dovrei usare io per definire chi ha fatto questo dei ragazzi di 17 anni? E devo essere condannato per avere detto questo? Ebbene, condannatemi, non so che dire. Io rifarei tutto. Queste le parole di Favero, noi andiamo nuovamente in pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con Focus TG, mentre in Veneto continua a calare l'offerta soprattutto di operai e personale specializzato, insomma la carenza di manodopera, la Regione pensa, e in questo caso l'assessore regionale al lavoro Donazzano, a un'iniziativa per far tornare i discendenti dei nostri emigranti nel mondo.
Una risposta alla mancanza di forza lavoro in Veneto potrebbe arrivare dai luoghi della nostra emigrazione. L'iniziativa è stata annunciata oggi dall'assessore regionale Elena Donazzan durante la visita ad una delle tante aziende in cerca di operai. Il tema del personale è diffuso in tutti i settori. Abbiamo in mente un progetto di poter richiamare gli italiani nel mondo, i veneti nel mondo, in patria e offrire loro posti di lavoro e formazione. L'offerta è rivolta ai figli e ai nipoti dei nostri migranti attraverso degli sportelli virtuali dedicati in tutte le nazioni dove sono presenti i veneti nel mondo. Ad occuparsene sarà la struttura regionale Veneto Lavoro, che incrocerà le competenze offerte dagli aderenti all'offerta tra i 5 milioni di oriundi veneti, con le richieste delle aziende, promuovendo anche possibili corsi di formazione e aggiornamento. Lo faccio attraverso la consulta che in queste ore, la consulta dei veneti nel mondo, che in queste ore sta lavorando a degli approfondimenti. Assessore attivo anche su un altro fronte dell'occupazione in Veneto, quello dell'inserimento lavorativo degli immigrati attualmente nei centri di accoglienza. Donazzan che approva l'iniziativa del sindaco di Treviso Mario Conte per un ufficio di collocamento all'interno dell'ex caserme Serena, ma solo per chi ha i titoli per restare in Italia. Si stringono le maglie. Chi non ha diritto di stare qui deve essere rimpatriato. Per chi ha diritto di stare qui vediamo che bilancio di competenze, sanno fare qualche cosa nella vita, hanno fatto qualche lavoro che è spendibile anche qui, allora in questo senso anche lavorare con la Regione del Veneto e con il nostro bilancio delle competenze può essere interessante. E poi ci sono invece gli invisibili della vendemmia, gli schiavi della vendemmia, tanti i blitz in questi giorni delle forze dell'ordine, dai carabinieri, dalla Guardia di Finanza alla polizia locale. Allora si ragionano, le categorie e anche i sindacati ragionano su questo fenomeno sempre più grave. Siamo alla follia pura, persone costrette a lavorare senza contratti, senza norme di sicurezza, alloggiate in case fatiscenti. Se non lo avessimo letto faremo anche fatica a crederci, sembra di tornare nell'Ottocento quando vigeva la schiavitù negli Stati Uniti. Gianluca Fraioli, coordinatore UIL Treviso, insieme a Giuseppe Bozzini, segretario regionale UILA, intervengono così dopo le ultime operazioni delle forze dell'ordine di questi giorni nella Marca. Lavoratori, soprattutto stranieri, regolari e no, impiegati in agricoltura e come scoperto a Maserata e San Biagio di Callalta, trovati poi a vivere in condizioni igienico-sanitarie a dir poco precarie. Per il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza è necessaria una seria riflessione sul tema dell'accoglienza dei lavoratori stranieri, di cui il mondo economico ha sempre più bisogno. Ci devono essere più controlli, ci deve anche essere una coscienza da parte degli imprenditori e questo è un problema di cultura, è un problema che bisogna affrontare, perché anche con il calo demografico avremo sempre più bisogno di manodopera straniera, non di italiani, e l'accoglienza è fondamentale per instaurare un rapporto che non porti a tensioni sociali come sta succedendo in Francia con le Bélier e come potrebbe succedere anche qui da noi. Declinare in chiave politica quella che è stata la carta vincente dell'imprenditoria veneta è per il presidente Pozza la strada da percorrere per evitare pericolose tensioni sociali. Il successo del nostro territorio da cosa è stato dato? Dal rapporto tra l'imprenditore e i suoi collaboratori, ed è stato fondamentale questo. Su scala nazionale bisogna tradurre questo come istituzioni, aiutando ovviamente il mondo dell'impresa, favorendo l'inserimento. Intanto i sindacati chiedono con urgenza un tavolo con i comuni, con la prefettura e le organizzazioni datoriali di categoria per fare il punto su questa drammatica situazione e comprendere insieme, concludono UIL e UILA, quali possano essere ulteriori strumenti utili da adottare in provincia di Treviso. Non solo il problema della mancanza di manodopera o questi problemi per le aziende, per le imprese, c'è anche un nuovo problema all'orizzonte, semmai se ne è andato, il problema dei rincari energetici, l'aumento previsto per le bollette di tutti quanti noi cittadini ovviamente coinvolge anche le imprese. Allora il focus sull'autunno che ci attende con il presidente di Confindustria Veneto Est. Doveva essere un autunno cruciale per la crescita delle imprese, ma i punti dello spread in rialzo e i nuovi rincari dell'energia elettrica potrebbero frenare il comparto. Il presidente di Confindustria Veneto Centro spinge perché nella manovra di governo sia marcato il sostegno al mondo dell'imprenditoria.
È un autunno in cui le aziende stanno scaricando a terra il backup di ordini che le aziende hanno, quindi il fatturato si stanno scaricando e purtroppo il mercato sta rallentando. Come ricordava, i tassi stanno crescendo, quindi sicuramente sarà un autunno complicato. Quello che cerchiamo di spingere e di mettere a terra invece sono i nuovi investimenti, perché abbiamo bisogno di continuare ad investire per rendere le nostre aziende, la nostra manifattura sempre più avanzata e tecnologica, e quindi per questo noi ci auguriamo che nella manovra possa entrare a pieno titolo un nuovo capitolo Industry 4.0, un Industry 5.0 che possa permettere e quindi anche bilanciare gli alti tassi di interesse e possa permettere quindi alle aziende di investire avendo il beneficio del credito d'imposta. E poi qual è la reazione un po' della gente al rincaro del 18,6% della bolletta della luce nei prossimi 3 mesi? Abbiamo sentito i trevigiani. Sarà dura soprattutto quello che hanno le famiglie. Alle porte mesi duri non solo per le famiglie ma per tutte le tasche degli italiani. Dopo il caro libri, spese e caro benzina, ecco che le bollette tornano a far paura. Nei prossimi 3 mesi infatti, come dichiarato dall'ARERA, l'autorità di regolazione per energia, rete e ambiente, il conto della luce salirà del 18,6%, mentre per le tariffe del gas, quasi sicuramente in impennata, si dovrà attendere il 3 ottobre. Io penso che è tutto un ladrocinio, che ne approfittano del popolo, di quelli che lavorano. Speriamo che prima o poi qualcosa cambia, perché cosa dobbiamo fare? Per il momento i rincari vengono e noi paghiamo e aspettiamo che qualcosa si muove. È un bel problema, dopo adesso bisognerà organizzarsi, vedere un po' anche in internet quali saranno le aziende più convenienti, anche se ho visto che più o meno siamo tutti là. Fatica, perché il guadagno non aumenta ma il pagamento sempre aumenta. Penso che è un grave problema soprattutto per chi ha stipendi fissi e quindi non può aumentare in qualche modo le entrate. E naturalmente poi si ripercuoterà anche su tutti gli altri consumi, perché tutti consumano di più e tutti rincarano. Gli unici che non possono rincarare i nostri introiti siamo noi a stipendio fisso. È un grave problema. Stipendi che rimangono fissi, spese in continuo aumento e come in ogni era del caro, ormai all'ordine del giorno, la soluzione sembra essere quella della rinuncia. Si rinuncia anche, secondo me, anche per spostarsi, anche con la macchina magari, o anche semplicemente anche sul mangiare, si cerca di mangiare un po' meno, secondo me. Alle ferie nessuno rinuncia, per cui dico di no, qualche vestito magari. Tanti magari rinunciano magari alla domenica andare fuori magari con la famiglia, magari andare a mangiare una pizza o magari anche altre piccole cose che magari una volta si faceva abbastanza bene, però adesso come al solito si deve tirare la cinghia, ecco, purtroppo. Ed è quello che indubbiamente faremo un po' tutti. Grazie per averci seguito. Focus TG si chiude qui, arrivederci.